Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Energie rinnovabili e transizione energetica sono stati il tema di un dibattito organizzato dalla Fondazione Enrico Berlinguer nell'ambito delle iniziative per il centenario della nascita del grande politico sardo. Ha moderato Maria Del Zompo, ex rettore dell'Università degli Studi di Cagliari ed oggi membro del Consiglio Superiore di Sanità. Al dibattito, preceduto dall'intervento di Tore Cherchi, presidente della Fondazione Enrico Berlinguer, hanno partecipato la vice ministra dello sviluppo economico Alessandra Todde, i consiglieri regionali Gianfranco Ganao e Massimo Zedda, il presidente della Lega delle Cooperative Claudio Azzoli, la sindaca di Guasila Paola Casula, il segretario regionale della CGIL Samuele Pidiu, i docenti dell'Ateneo Cagliaritano Esther Cois, Alfonso Damiano e Gianmario De Muro ed il loro collega dell'Università di Trieste Roberto Lavenna. È emerso un sostegno senza incertezze sullo sviluppo delle energie rinnovabili, ma anche la necessità che esse siano considerate come beni comuni per il benessere sociale e non come merci da privatizzare a vantaggio di pochi. L'iniziativa si inserisce nel fitto programma organizzato dalla Fondazione Enrico Berlinguer in occasione del centenario della nascita del politico sardo, con lo scopo di conservare in modo attivo il patrimonio storico e culturale della sinistra del Novecento, che oggi vuole essere un laboratorio e un luogo di dibattito delle idee del XXI secolo, con l'intento di focalizzare l'attenzione sulle questioni di fondo e, in questo caso, sul modo in cui le istituzioni pubbliche dovrebbero considerare le energie rinnovabili. Ministra, la scorsa settimana abbiamo seguito un congresso dell'ISDE, i Medici per l'Ambiente, nelle quali hanno idee chiarissime sul futuro energetico della Sardegna. C'è una bocciatura assoluta che riguarda il nucleare, che sia di quarta, di quinta o di sesta generazione, a loro non va bene. Sì, io sul nucleare mi sono espressa molto chiaramente. Noi dobbiamo smetterla di cercare di investire su tecnologie che non sono ancora pronte, senza smettere di investire nella ricerca e sviluppo. Quando si parla nucleare di quarta generazione si parla di un progetto che avrà necessità ancora di 10 anni almeno per maturare, e nel frattempo noi non abbiamo ancora deciso dove mettere il nostro deposito di scorie, non abbiamo ancora deciso come fare il decommissioning
decommissioning delle centrali esistenti, ne abbiamo fatto al 30%, quindi io credo che un paese che si è evoluto debba rispondere ai primi problemi che ha e poi interrogarsi su quelle che sono le fonti per il futuro. E in questo momento, vista anche la situazione che si è creata con il conflitto che stiamo vivendo, abbiamo visto cosa significa la dipendenza da fonti di qualsiasi voglia, quindi noi dobbiamo puntare sull'indipendenza energetica il più possibile, su fonti che possiamo produrre noi, che siano idrogeno, che siano rinnovabili, che siano accumuli che possiamo governare, nell'ottica di far pagare l'energia il costo minore ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Ai medici dell'ambiente non va neanche bene il metano. Ma il metano sappiamo bene che è un combustibile di transizione, sicuramente è un combustibile fossile, quindi ha un'impronta di CO2 rilevante e chiaramente le infrastrutture che sono legate al metano hanno un impatto ambientale. Il tema però è che la tecnologia in questo momento non è capace di produrre termica e vapore come serve alle attività produttive, quindi il rischio grandissimo che noi avremo è di condannare le attività produttive che usano questo tipo di energia ancora ferme al GPL. Quindi il metano in questo momento tecnologicamente è necessario. Se noi saremo capaci di utilizzare il più possibile biogas, se noi saremo capaci di accelerare il più possibile questa adozione di fonti rinnovabili che però non devono essere speculative, devono servire alle nostre imprese e ai nostri cittadini, forse avremo imboccato una buona strada. E a proposito di speculazione, abbiamo scoperto dall'ultimo report della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, che è già stato presentato e accettato il piano per l'eolica offshore davanti alle coste del Sulcis con un importo già stabilito di 10 milioni di euro. Sì, il tema sostanziale è non ovviamente considerare un impianto di quel tipo come negativo a priori, ma capire che cosa porta a noi, qual è il valore aggiunto che porta alla comunità in termini di taglio della bolletta, in termini di riconoscimento energetico, perché il tema è noi non dobbiamo essere disponibili a sacrificare il nostro paesaggio, le nostre coste, il nostro territorio in cambio di nulla. Noi lo stiamo facendo nella misura in cui c'è un beneficio sostanziale, ovviamente nel fatto che l'energia pulita che viene prodotta sia come dire, necessaria per il taglio della nostra bolletta e non semplicemente per l'esportazione. In questo senso dobbiamo insistere molto anche perché le infrastrutture di rete vengano realizzate velocemente. Uno dei temi sostanziali dell'esportazione delle rinnovabili è che l'infrastruttura di alta tensione, quella che deve mettere in piedi Terna e quella di distribuzione sono vecchie, obsolete e quindi devono essere adeguate. Quindi il sistema deve fare in modo che questa energia si scarichi a terra, altrimenti ricadremo ancora una volta nella fattispecie della speculazione e non credo che sia interessante per i sardi. Maria Del Zompo, come si sta all'Istituto Superiore di Sanità? Bene, direi che è una nomina prestigiosa, sono molto contenta di essere anche una rappresentante A femminile e B della Sardegna, per cui sono contenta, stiamo cominciando a lavorare e vediamo come va. Come è nata l'idea di un convegno, di un dibattito sull'energia rinnovabile organizzato insieme alla Fondazione Berlinguer? Dunque, allora, io faccio parte del comitato scientifico della Fondazione Enrico Berlinguer. Mi hanno chiesto di partecipare e ho accettato con molto entusiasmo. Stiamo parlando di energia, sappiamo quanto è importante questo argomento, ma io direi che stiamo parlando della necessità di considerare qualcosa di ovvio, il sole, il vento, come dei beni comuni di tutti. Per cui d'accordo che ci sarà un'impresa, una multinazionale che organizza l'energia rinnovabile, tutto giusto, ma ci deve essere una ricaduta per il territorio importante. Stiamo parlando di percentuali elevate sul profitto che devono rimanere sul territorio e stiamo parlando anche del fatto che bisogna anche lasciare l'energia sul territorio e lasciar perdere questo concetto del mercato libero che rischia di essere talmente inquinante da creare un problema a quello che noi vorremmo fosse invece un passaggio importante di crescita verso lo sviluppo sostenibile. Bisogna guardarsi anche dal punto di vista politico e sociale e stare attenti a non considerare l'energia come un bene privato, come se fosse
un abito o un trucco o un'automobile. Non è così e bisogna che qualcuno cominci a ragionare in questi termini e a portare avanti un percorso sociale e etico di questo genere. Questo è lo scopo di questo convegno. Riassumendo i temi del convegno, voi siete d'accordo per il vento, per il sole, per le energie rinnovabili, ma non siete d'accordo che queste energie vengano sfruttate da altri gruppi a discapito della Sardegna? No, trovare un giusto equilibrio. No, in questo momento sono sfruttati solo in maniera, direi, drammaticamente, nel senso peggiore del termine, commerciale. Noi stiamo dicendo che bisogna trovare un equilibrio verso il territorio, e non stiamo parlando della Sardegna, perché siamo qua, ma lo stesso problema si può porre in tutte le altre regioni d'Italia. Per cui è un discorso importante, concettuale, di pensare che il sole e il vento, essendo beni comuni, anche l'energia rinnovabile deve essere vissuta in maniera diversa, molto diversa da come la sta vivendo adesso. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Abbiamo approfondito il tema in apertura di trasmissione sulle energie rinnovabili, sulla Sardegna, probabile laboratorio nazionale per questo passo importante verso il cambiamento, e adesso parliamo del mondo rurale, perché la scorsa settimana c'è stato un forum a Villa Simius al Timiama nel quale si è parlato del futuro dell'agricoltura sarda, della sua modernizzazione. Un forum dove è stato introdotto l'argomento della digitalizzazione in campo agricolo, si è parlato di cruscotto agricolo e ne parliamo con il direttore regionale. Che cos'è il cruscotto agricolo? Ma siamo ormai da oltre 10 anni che
c'è una parola in qualche modo che aleggia nei mass media sempre più in maniera preponderante, sono i big data. Questi big data, cioè questa enorme massa di dati, sembra che abbia un valore commerciale enorme ed effettivamente è così. Basta guardare le grandi catene, le grandi multinazionali mondiali come Amazon, eccetera, come i siti social orientano a seconda di quelli che sono le abitudini, i consumi di ogni persona, perché ci vengono letti, immagazzina tutti i dati che vengono letti dai nostri click che facciamo all'interno dei social e attraverso dei logaritmi ci setta quelle che sono le nostre scelte. Ecco, questa cosa è una cosa che ci sta travolgendo da anni, è diventata un'enorme potenza commerciale perché in base a quello noi siamo indotti a comprare. Non vedo perché, ed questo è stato il nostro approfondimento nel forum, perché questi dati non possono essere utilizzati anche dalla Regione per poter costruire un'agricoltura su misura, basandoci proprio sui dati già a nostra disposizione nei fascicoli aziendali. In questo caso noi avevamo i fascicoli di Coldiretti con un'enorme massa di dati e su quello abbiamo cercato in qualche modo di costruire la fotografia dell'agricoltura sarda che a oggi nessuno ha, neanche la Regione, non ce l'ha il Consiglio regionale, non ce l'hanno gli enti e quindi il metodo era quello di stimolare a un utilizzo di un nuovo metodo la Regione utilizzando questi metodi digitalizzati, questa enorme massa di dati per capire com'era strutturata la nostra agricoltura e quindi orientare per il programma di sviluppo rurale del 2023-2027 questo fonte enorme di denaro che arriverà da Bruxelles perché ce ne sia un utilizzo utile. Poi però ne possiamo... Ecco, quindi per riassumere per il nostro telespettatore, verificare qual è la richiesta del mercato e produrre ad hoc in base a questa richiesta. Assolutamente sì, verificare la richiesta del mercato, verificare che cosa si fa in Sardegna e dove si fa, perché ci siamo accorti ad esempio dalla fotografia che avevamo delle aziende produttive che c'è una ricchezza enorme nel Sarrabus di produzione agrumicola che è superiore anche a alcune zone ancora più rinomate. Però ci siamo accorti che ad esempio incrociandole con le banche dati relative all'età degli imprenditori e con la media degli ettari di ogni azienda, sono aziende che stanno andando a scomparire, quindi un'età degli imprenditori molto avanzata, superfici enormi dove si coltivano agrumi e lotti piccoli di aziende. Ecco, il nostro pensiero è questo: in quel territorio del Sarrabus vale la pena fare un primo insediamento giovanile ad hoc dedicato all'agrumicoltura? È possibile poter fare una misura dedicata all'accorpamento aziendale e da piccole aziende di 2 ettari creare aziende medie, della media minima di 5-10 ettari? Ecco, tutti questi ragionamenti strategici si devono fare chiaramente avendo una coscienza chiara di quelli che sono i dati. Noi l'abbiamo fatto e sulla base di questi, ad esempio, vorremmo proporre alla Regione una rivalutazione di tutto quel territorio per riprodurre propri agrumi, perché è naturalmente vocato. Parliamo di grano. Causa la guerra, il mondo ha un grandissimo problema di questo tipo, navi ferme nei porti. Una volta la Sardegna era il granaio dell'impero romano. Poi cosa è successo? Poi sembra che il granaio dell'impero romano sia diventato invece altre nazioni extraeuropee. Purtroppo abbiamo l'Ucraina che la fa da padrona, che in questo momento è bloccata con i propri problemi pesanti in qualche modo che sta affrontando, poi abbiamo il Canada, poi abbiamo la Russia e via via questa cosa ha fatto sì che in Sardegna da centinaia di migliaia di ettari che venivano coltivati si sia arrivato all'inizio degli anni 2000, quando ancora era possibile coltivare il grano, a farne circa 100.000 ettari, parliamo della campagna 2004 che erano 96.000 ettari, sino ad arrivare alla campagna del 2021 dove gli ettari sono 32.000. La cosa che ci fa pensare è che le importazioni di grano
Nel 2021 certificate all'ingresso dei porti, non di grano scusate, di cereali all'ingresso dei porti sono circa 560.000 tonnellate, che se diviso per una media di produzione di circa 30 quintali per ettaro significa una superficie pari a 180.000 ettari. Quindi significa che la Sardegna opera acquistando dall'esterno della propria isola superfici per 180.000 ettari che potrebbe tranquillamente coltivare qua. Ecco perché noi vogliamo rilanciare un programma opposto, ecco perché abbiamo messo in gioco anche l'acqua e i consorzi di bonifica. I consorzi di bonifica possono irrigare oggi 190.000 ettari, gli agricoltori di questi 190.000 ne irrigano solo 60.000, ci sono 130.000 ettari che possono essere irrigati per dare soccorso a queste coltivazioni autunno-vernine come il grano, che spesso e volentieri come quest'anno hanno subito periodi di siccità. A volte servono solo irrigazioni di soccorso, quindi serve solo una spinta per tenere la coltura in qualche modo in produzione, per cui il nostro progetto, quello che abbiamo mandato alla Regione nel periodo della manifestazione, era quello di coltivare nuovi 100.000 ettari, incentivando i produttori a rimanere nelle campagne e i produttori sardi ad acquistare dai cerealicoltori sardi. Nel corso del forum c'è stato l'intervento del governatore Solinas, che ha messo in campo, in base alla legge Omnibus, 20 milioni di euro per il settore dell'allevamento. No, non è per il settore dell'allevamento, ci tengo a precisarlo perché è stato un refuso del comunicato della Regione. In realtà era settori diversi dall'allevamento, perché l'allevamento ha avuto 44 milioni di euro che sono andati nella legge finanziaria che è stata approvata a inizi di marzo, mentre non erano riusciti a rientrare proprio per l'assenza dei dati. Il Presidente della Regione ci ha detto: io non ho dati a cui riferirmi per poter determinare le somme da mettere per i cerealicoltori e per il reparto dell'ortofrutta. Allora siamo riusciti a mandargli i dati e lui ha stimato la possibilità di mettere 20 milioni di euro per dare la possibilità a questi settori pesantemente colpiti dagli aumenti di poter avere un ristoro, così come lo avranno gli allevatori. Hanno messo questi 44 milioni per i bovini da latte, per i bovini da carne, per le pecore e per i maiali. Mancavano tutti i settori tutto il settore agricolo, quindi carciofi, eccetera. Vedi l'importanza dell'approfondimento, esatto, perché è arrivato il comunicato della Regione, tutta la stampa ha scritto di 20 milioni per l'allevamento, invece è assolutamente diverso. Sì, devo dire che è stato proprio un errore nella comunicazione, che ci può stare, però ne abbiamo approfittato nell'approfondimento. Perfetto. E questa è la differenza anche rispetto ai social, Valerio, certo, che è stato uno dei temi che abbiamo trattato la sera, tra l'altro. Molto importante. Chiudiamo con l'energia, che era stato il tema di apertura della trasmissione, grazie al convegno organizzato dalla Fondazione Berlinguer. L'agricoltura è fortemente interessata alle rinnovabili. Rinnovabili, parliamo di agrivoltaico e parco agrisolare. Il parco agrisolare è il 1,5 miliardi di euro che ha messo nel PNRR e che sta arrivando, perché stanno facendo i bandi adesso, per avere l'autosufficienza per le aziende agricole. C'è stata una modifica, al di là di qualcuno nei social che si è messo a dire che non si sarebbe potuta vendere l'energia, invece c'è stata una modifica del decreto che consente anche a chi fa autoconsumo di poter realizzare qualcosa in più sui tetti per poter vendere l'energia prodotta in eccesso rispetto a quella che viene utilizzata. Poi c'è la parte dell'agrivoltaico. Sull'agrivoltaico, che insiste sui terreni, anche se dà la possibilità di fare le coltivazioni, Coldiretti ha proposto una cosa già da ottobre al Presidente Solinas. Abbiamo detto: non ragioniamo sul fare direttamente, ma proviamo a costruire, proprio sulla base dei dati e sulla base di una cartina che guardi la Sardegna, quelli che sono i territori vocati, quindi un piano per l'utilizzo delle energie green in agricoltura, andando a scegliere quelli che sono i terreni più vocati per fare questo tipo di operazioni. Ad esempio i terreni meno produttivi, quelli che sono più suscettibili al pascolamento, perché è normale che il pascolamento è una pratica molto più semplice che coltivare in un interfilare dove magari sono presenti i pannelli, e comunque dare la possibilità di creare delle aree specifiche dove fare questi
questi impianti in modo da non avere quell'effetto che è successo purtroppo in passato con le serre fotovoltaiche che sono disperse a macchia di leopardo e anche dal punto di vista ambientale non sono proprio molto belle come impatto visivo. Invece poter avere dei parchi aggregati dove addirittura far venire le scuole, le università delle estere, eccetera, per far vedere come la Sardegna ha organizzato la propria energia, la propria produzione di energia green in maniera strategica sarebbe importante, altrimenti ho l'impressione che vedere impianti fatti un po' così a macchia di leopardo non sia proprio un elemento anche costruttivo di un meccanismo che fa vedere una Sardegna che ha pensato con organicità al proprio futuro, anche in termini turistici, perché poter far vedere un parco fotovoltaico magari da 1000 ettari, un'area opaca produttiva, un'area vicino un'area industriale, quindi magari anche suscettibile a non produrre food, potrebbe essere un'occasione. Altre cose è poter incontrare sul territorio bellissimi un impatto visivo di 40 ettari di pannelli che magari possono essere utili ma non belli da vedere. Grazie Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti Sardegna. Adesso andiamo con la linea alla regia, dopodiché andremo alla presentazione del nuovo marchio dell'isola che contraddistingue il settore artistico artigiano sardo. Grazie Saba. Grazie a voi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere guinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics.
presentato a Cagliari il nuovo simbolo che contraddistingue le produzioni dell'artigianato artistico sardo con il marchio Isola. Il cavallino stilizzato realizzato alla metà degli anni 50, di cui si è fregiato per primo il portale di una chiesa di Nuoro e che poi è diventato lo storico compagno di viaggio del marchio Isola, che per decenni ha contraddistinto le produzioni dell'artigianato isolano, riprende a galoppare nella comunicazione. Da oggi è un brevetto riconosciuto a livello europeo che identifica esclusivamente le produzioni del nostro artigianato artistico. La nuova veste rappresenta un'opportunità per definire in maniera univoca le modalità di utilizzo dell'immagine nelle attività di comunicazione istituzionale e turistica mediante l'approvazione di un manuale d'uso, così da evitare che il marchio sia utilizzato in maniera impropria a beneficio di una comunicazione unitaria e qualificata di supporto all'artigianato artistico e tradizionale e in generale all'immagine della Sardegna. Il marchio Isola era in uso a un privato, ma purtroppo non era brevettato, non aveva le registrazioni dovute, rischiavamo anche di perdere quelle certificazioni e noi invece ci abbiamo lavorato così in silenzio come faccio io e oggi siamo qui a esporre 2 anni di duro lavoro e di bloccare tutte quelle registrazioni a livello europeo che ci consentiranno di utilizzarlo e di valorizzarlo. Abbiamo tramite sempre un bando che hanno fatto gli uffici, hanno seguito gli uffici, hanno preso un avvocato esperto in marchi a livello nazionale che ci ha aiutato a portare a termine questo grande risultato per i sardi, perché spesso come altre cose stavamo rischiando di perdere le estensioni. E quindi se tu su internet, sui social perdi le estensioni, poi alla fine non ti muovi più e non puoi più pubblicizzare l'immagine della Sardegna. C'era un decreto legislativo che imponeva la registrazione dei marchi che erano scaduti. Il marchio Isola l'abbiamo ripreso in mano con lo staff, ci abbiamo lavorato anche con gli uffici dell'assessorato, lo abbiamo registrato a livello europeo. Il marchio è un marchio di garanzia, è un marchio che certificheranno tutti i prodotti degli artigiani, nessuno può andare più da solo. Chi utilizza quel marchio, come le convenzioni che abbiamo anche col Cagliari Calcio, insomma, e con i convenzionati, devono utilizzare quel disciplinare. Abbiamo messo delle regole certe, delle regole proprio di garanzia per tutti. Promuoverà e rassicurerà soprattutto gli artigiani, che è un settore che sta a cuore. D'altronde abbiamo messo per gli artigiani diversi milioni di euro. Abbiamo già stanziato 25 milioni, più ce ne saranno altri 10 nel 2023 e altri 10 nel 2024. E stiamo cercando adesso con l'assestamento di bilancio di mettere altri 13 milioni perché c'è tanta richiesta degli artigiani di investire. Pensate, il 40% a fondo perduto non l'ha mai fatto nessuno. Molte regioni d'Italia stanno imitando il nostro bando. Questo è un onore, ci fa piacere, vuol dire che ha funzionato, anche perché a fronte del 40% che mette la regione, loro investono il 60%, quindi è stato preso come esempio questo bando della regione Sardegna assegnato all'artigianato, turismo e commercio. Ma il marchio che presentiamo oggi, il restyling che è stato fatto, è veramente bello. Tra l'altro è un certificato di qualità, di garanzia, soprattutto a 2 declinazioni. Prima non si percepiva, il marchio Isola era a sé e Isola di che. Qui abbiamo aggiunto qualcosa, abbiamo rivisto la grafica, i colori, vedete che adesso la presentazione vi piacerà. Io spero che diate risalto, come sempre, per il bene della Sardegna. Il marchio Isola è lo sport. Il marchio Isola parte con il contratto che si sta per fare con il Cagliari Calcio che è scaduto, quindi da giugno in poi, e oggi ci sarà anche la presentazione che è una simulazione delle maglie del Cagliari Calcio, per dare un'idea di come si presenteranno nei campi di calcio nazionali e internazionali. Quindi il Cagliari Calcio è anche quello un veicolo pubblicitario e promozionale per la Sardegna, e la Sardegna non poteva avere solo un marchio Isola di che. Ecco, invece qui c'è un nome aggiunto, una frase aggiunta che ti identifica di più. Chi vede e legge saprà che è la Sardegna, che ha un artigianato d'eccellenza, è un fiore all'occhiello per tutto il mondo. Ci sarà una commissione composta dai funzionari dell'assessorato, più ovviamente i rappresentanti delle associazioni di categoria degli artigiani. È giusto che sia così, quindi ci sarà una commissione dedicata per chiunque chiede e vorrà utilizzare quel marchio.
con disciplinare a disposizione, sarà a garanzia di tutti. Riapriranno i negozi dell'isola? Assolutamente sì. Vi dico anche una novità. Ho ripreso in mano il famoso negozio Isola che c'era in Castello, lì, quel locale della regione, era stato consegnato al Comune di Cagliari per 7 anni, che poi non utilizzava, e insieme al Comune di Cagliari stiamo sviluppando un protocollo d'intesa proprio in questi giorni, dove faremo l'Info Point e il negozio Isola. Lo spostiamo da via Baccaredda, anche perché quella è un'area centrale per il turista va in quell'area geografica di Cagliari, che è bellissima. Ovviamente quello che sto facendo è anche in linea con il mio modo di pensare di una città turistica, non potrà essere chiuso d'estate alle 8 di sera. Quel negozio Isola avrà degli orari di apertura proprio finalizzati al turismo, quindi magari chiudere anche a mezzanotte d'estate, perché deve essere, anche perché poi c'è un Info Point, un ufficio turistico che gestirà il Comune di Cagliari, e lì insieme, come tante cose che si faranno, facciamo sistema, daremo il miglior servizio e la migliore informazione ai turisti. Questo è un approccio diverso. Mentre via Baccaredda, nel negozio ex Isola, lì vorrei fare il Museo del Cagliari, della squadra proprio del Cagliari, che è una cosa bella, ci sono gli spazi, e abbinare anche altre cose, anche abbinare il Museo del Cagliari con una parte dell'artigianato, quindi un'area per gli artigiani. Come vedete la stagione sta andando veramente bene, ci sono tante presenze turistiche, vuol dire che le azioni che stiamo facendo, come vi avevo detto, che sarà una stagione che senz'altro batterà anche il 2019, i numeri sono questi. Oggi ci sono anche i rappresentanti degli aeroporti, quindi possono già certificare che gli arrivi sono già al di sopra della media, quindi tutte le azioni per il momento sono a favore di questa bellissima isola, di questa bellissima destinazione. Gli artigiani avranno un occhio di riguardo, noi dobbiamo ripartire ora, il momento di investire dopo una crisi mondiale, che la pandemia è questa, perché poi se poi dai soldi nel 2024 magari non servono. È ora che va sostenuto l'artigianato e il commercio, è ora che il Presidente della Regione sta investendo ancora più forte con economie e risorse nostre regionali. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Al secondo posto Eva Pinna. E anche per la via di seconda fascia, pari merito, primo posto Elena Piscetta e Costanza Gentilini. A seguire Elisabetta Meloni, Rachele Azzeni, Ludovica Costa. Il mondo dello sport riparte, il mondo dello sport che si confronta e mette assieme un mondo non competitivo ma inclusivo. Lo chiediamo ad Andrea Lobina, presidente del comitato provinciale di Cagliari dell'AICS. Andrea, che significato hanno queste manifestazioni? Per noi un enorme significato, stiamo ripartendo, stiamo dando il nostro contributo affinché le associazioni sportive dilettantistiche possano riprendere regolarmente le attività ed eccoci qua con questa bella manifestazione. Qual è stato il significato vero? Nel senso che in questo modo si accomunano tutte, quelle molto brave, quelle che andranno avanti, ma anche le ragazzine che partecipano per partecipare. L'hai detto bene tu, per noi la parola principale è inclusione. Qui possono partecipare tutti, noi non facciamo distinzioni di classifica, anche se sono ben rappresentate tutte le classifiche, però è evidente che possono partecipare anche i principianti fino a quelli bravi. Intanto Valeria, abbiamo un ospite d'eccezione che non aspettavamo certamente di trovare qui. Nell'arco di 500 metri in queste poche ore si svolgono una marea di eventi che fanno Cagliari più ricca, più solida, più inclusiva, perché c'è l'atletica, c'è la ginnastica ritmica, c'è la ginnastica artistica, quindi insomma un connubio di grandi discipline che avvicinano, e il capoluogo si ritrova sempre a dover dire la sua e la dice in una maniera forte. Ci facciamo dare la conferma dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzo. Sì, è la testimonianza che in città, la città è sempre pronta, ospitale ed è pronta anche a ospitare eventi sportivi di ogni livello per tutti i gusti, per i più giovani, ma anche impegni di carattere nazionale e internazionale. Torniamo sulla città, lo sport, i grandi eventi, ma ad esempio anche l'intrattenimento che fa capo al turismo. Stamani c'è stato un poeta straordinariamente variopinto, ricco di presenze, con il Golfo degli Angeli che ha ospitato anche una regata. E questa è la strada anche per l'economia del capoluogo? Ma assolutamente sì, già l'anno scorso abbiamo dimostrato nel periodo autunnale che con le iniziative sportive e le manifestazioni sportive potevamo regalare ogni fine settimana alla città migliaia di presenze che poi si tramutano in pasti, in ristorazioni, in alberghi, quindi in indotto. Questo è un modo per far crescere la città. Abbiamo fatto 600.000 euro di tassa di soggiorno l'anno scorso, lo stiamo reinvestendo per rendere la città sempre più accogliente e sempre più pronta a ospitare eventi che possano portare presenze importanti. Valentina è la responsabile tecnica del settore ritmica per l'AICS, quindi è un tecnico e un'istruttrice. Facciamo un po' il punto, Valentina. Allora, oggi è stata una giornata meravigliosa, l'aspettavamo da tanto, speravamo di poter tornare col pubblico nei palazzetti, perché questo ci mancava tanto, perché per noi nella competizione il pubblico è fondamentale e quindi siamo molto contenti. Oggi i numeri ci hanno anche accontentato, perché abbiamo avuto dalle categorie di bimbe piccole che sono le baby, che erano più di 50, fino a un settore promozionale che ne ha raccolto più di 60 e fino al settore agonistico silver, dove erano lo stesso circa una cinquantina di ginnaste. Quindi siamo molto contenti dei risultati che stiamo conquistando, perché ci permetteranno di anche accedere al campionato nazionale ICS e quindi questa giornata è stata faticosa, ma è quella fatica bella. È lo sport del futuro, lo sport del domani. Noi siamo qui con 3 giovani e promettenti atlete della ginnastica ritmica del settore dell'AICS, Elisabetta, Costanza ed Elena. Eccola qui, benissimo, grazie. Allora Elisabetta, partiamo da te. Quanti anni hai, dove studi e perché ti piace fare la ginnastica? Io ho 12 anni, sono in prima media a Lugo Foscolo. Io all'inizio pensavo che la ginnastica ritmica fosse la ginnastica artistica, avevo invertito le due cose,
Poi l'ho provato, ho capito che era una cosa totalmente diversa e mi è piaciuta molto di più anche dell'artistica. Grazie. Ciao, mi chiamo Costanza, ho 12 anni e vado al conservatorio in prima media, sono di Cagliari e per me la ginnastica è tutto. Ho iniziato a fare ginnastica a 4 anni e quando ho iniziato non me ne sono più andata. Io sono Elena, sono in prima media e vado all'Up School. La ginnastica per me è un modo di esprimermi, se magari a scuola è successo qualcosa io vado a ginnastica e lì posso, diciamo, mi rilasso e posso scaricare appunto tutte le mie emozioni facendo un esercizio. Dalla ginnastica passiamo a una Sardegna diversa ma altrettanto affascinante, quella della Barbagia, quella che si può percorrere in tante maniere. Una di queste, ad esempio, è trovarsi e levarsi lo sfizio di attraversarla su una mountain bike, una delle manifestazioni più pregiate, l'ha promossa sempre la ICS e si tiene a brevissimo sulle montagne che vanno da Baunei ad Orgosolo a Dualchi e insomma in una delle zone più impervie, più selvagge e più contaminanti della Sardegna. Abbiamo qui con noi uno dei protagonisti di questo evento. Qual è, se dovessi raccontarlo Antonio, qual è il motivo trainante di questa manifestazione? Il motivo è sicuramente la passione. La passione che nutrivo io per questo territorio fin da tanti anni fa, insomma, dove praticavo anche altri sport, non la mountain bike, e insieme poi a degli amici che come me, insomma, erano appassionati sia della mountain bike sia del supramonte, abbiamo unito le forze e praticamente fatto nascere questo progetto che è nato 4 anni fa. Siamo già alla 4ª edizione del Supramonte X Wild ed è una sorta di avventura che si pratica con la mountain bike in un territorio selvaggio, in un territorio ancora naturale, con il patrocinio dei comuni che lo compongono. Insomma, abbiamo infatti 5 comuni che sono con noi, sono il comune di Baunei quest'anno, il comune di Orgosoli, il comune di Ursulei, il comune di Dorgali e il comune di Oliena. Alternativamente ogni anno ci spostiamo come base d'appoggio in uno di questi comuni, comunque ogni anno nella nostra avventura vengono coinvolti tutti quanti. Insomma. Ecco, il periodo è dal 20 al 23 maggio. Prova a raccontare cosa avviene in questa settimana, da dove si parte, quali sono gli step di questo evento. Sì. Praticamente, come dicevo, è un'avventura che si svolge in mountain bike. Ci sono 3 percorsi che vengono proposti agli atleti. Sono percorsi impegnativi, percorsi duri, percorsi però spettacolari, insomma, come è spettacolare questo territorio, che vengono fatti in completa autonomia, cioè a ogni atleta, a ogni partecipante gli viene data una traccia GPS per il percorso che hanno scelto e loro lo dovranno percorrere interamente in autonomia e senza l'aiuto di nessun mezzo di supporto esterno, in completa avventura, cioè autonomia totale vuol dire che devono avere con sé tutto quello che gli può servire anche per alloggiare o per sostare una notte in un cuile eventualmente, quindi un sacco a pelo, l'attrezzatura necessaria per far fronte a ogni situazione, viveri, acqua. Sono 3 percorsi che vengono proposti, il primo è di 140 km che ha quasi 4.000 metri di dislivello, il secondo è di 290 km che ha quasi 10.000 metri di dislivello e il terzo è di 380 km che ha quasi 11.000 metri di dislivello, cioè dislivello vuol dire la somma di tutte le salite praticamente che uno va a incontrare durante questi percorsi. Soprattutto nel nord Europa, ma molto anche in Italia ormai, andare in mountain bike in percorsi che sono particolarmente impegnativi oppure che possono essere anche mediati se si ha una certa età eccetera, sta diventando un'abitudine bella e frequente. A uno straniero per iscriversi cosa gli diresti? Ma gli direi intanto di venire qui e provare quelli che sono i nostri territori, che sono diversi anche da altri che noi possiamo trovare
in Italia e in Europa. Queste sono gare che sono nate in America circa 20 anni fa, praticamente, e hanno preso piede piano piano anche da noi, insomma. Sono, diciamo, delle avventure di nicchia, per così dire. E uno che viene da fuori può trovare intanto l'ospitalità sarda prima di tutto, ma può trovare un'avventura vera, di quelle dove deve affrontarla in prima persona e senza l'aiuto di nessuno, con una natura ancora incontaminata, un mare che è splendido perché i percorsi toccano sia le montagne, cioè si arriva a 1800 metri praticamente, perché si arriva anche ai margini del Gennargentu con questi percorsi, si tocca il mare nelle spiagge incontaminate della costa orientale, quindi insomma avrà modo di emozionarsi, di vivere un'avventura che è unica. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Al convegno a cui ha partecipato il governatore Solinas, che ha confermato gli investimenti dell'amministrazione regionale sarda sul tema dell'apertura degli ambulatori territoriali per la terapia del dolore, hanno preso parte esperti di livello nazionale e internazionale per affrontare le diverse tematiche, dalla fibromialgia all'inquadramento e gestione delle malattie reumatiche, dal trattamento del dolore acuto e cronico alla gestione delle malattie neurologiche, nella patologia ostetrica e in terapia intensiva. In Italia 6 milioni di persone hanno a che fare almeno una volta all'anno con il dolore, che fino a una durata di 6 mesi va considerato benigno, oltre diventa cronico e va classificato come malattia, ma solo il 2% è dolore maligno ed è legato a neoplasie.
Oggi il dolore non è più considerato un sintomo o espressione di malattia, ma una malattia nella malattia. Il dolore cronico merita un management multidisciplinare che coinvolga vari specialisti e in particolare personale formato e dedicato alla terapia del dolore. In quest'ottica un evento per proporre una panoramica di interventi volti a trattare la complessità ed eterogeneità del dolore, nonché le controversie legate alla sua gestione nell'attuale scenario assistenziale e terapeutico. È stata una giornata di confronto, di profonda riflessione sulla sofferenza fisica e psichica legata al dolore, in particolare a quello cronico che oggi rappresenta una sfida sia in termini assistenziali che sociali. Abbiamo organizzato questo congresso, che è un congresso di enorme importanza per quanto riguarda la terapia del dolore, e siamo riusciti a portare qui in Sardegna dei luminari come il professor Piero Barbanti, che si occupa di emicrania, e il professor Allegri, che è stato il pioniere, quello che ha scritto la legge 38/2010 sul dolore cronico, perché dovete sapere che prima il dolore veniva visto come un sintomo, oggi il dolore è visto come malattia e come tale va trattato. Quindi questo per me è stato un enorme successo, e poi anche il titolo del congresso, Nuove frontiere, perché? Perché noi abbiamo, terapisti del dolore, abbiamo un rapporto non con noi stessi ma multidisciplinare, cioè necessitiamo della collaborazione di altri specialisti come ad esempio i neurologi, come il reumatologo, il fisiatra, l'ortopedico e il chirurgo vertebrale, perché molte patologie hanno la necessità di essere valutate tra specialisti. Parlo ad esempio della fibromialgia, che è una patologia molto diffusa dove purtroppo ancora non conosciamo la causa, però per fare diagnosi ci vuole sia il neurologo che il reumatologo, in quanto abbiamo due componenti nella fibromialgia, c'è la componente neurologica e la componente reumatologica. Io sono stato il pioniere della cannabis in Sardegna, tutti i pazienti fibromialgici li tratto con la cannabis. All'inizio c'era un po' di diffidenza, ma la cannabis non è uno stupefacente, la cannabis è erba medica. Figurati che prima, nell'Avanti Cristo, era considerata una pianta sacra perché si nutrivano dei semi e improvvisamente scompariva il dolore. Poi c'è da dire una cosa, che la cannabis produce oltre 500 sostanze naturali. Queste sostanze che produce la cannabis, sostanze endocannabinoidi, le produce anche il nostro sistema nervoso centrale. Quindi quando noi le introduciamo non stiamo introducendo niente di trascendentale, ma stiamo andando a potenziare il nostro sistema cannabinoide, che è quel sistema che ti dice di riposarti quando sei stanco, di mangiare quando hai fame, di dormire quando hai sonno, ma anche quel sistema che agisce sul dolore cronico neuropatico, che è il classico dolore della fibromialgia, e sulla rigidità muscolare. Fino a che punto il dolore impatta sulla capacità lavorativa? Allora, prima il problema principale era proprio che andava a impattare sull'attività lavorativa. Lei pensi che oggi una classica lomboscialtalgia che prima ti teneva anche 3 mesi a casa, oggi noi la trattiamo facendo delle infiltrazioni caudali peridurali. Entriamo attraverso lo hiatus sacrale, che è quella porta d'ingresso che mi permette di entrare nella colonna vertebrale sotto guida ecografica, e somministriamo anestetico, cortisonico e soluzione fisiologica. Il paziente dopo circa una settimana sta bene e può rientrare. E per quanto tempo non fa più i conti con il dolore? Allora, generalmente per 6 mesi, 1 anno. Quando non risponde alla nostra terapia, allora significa che necessita di un intervento neurochirurgico. Lei ha 8.000 pazienti in Sardegna. Seguo oltre 8.000 pazienti in Sardegna e quest'anno siamo arrivati a 12.000 prestazioni e siamo i primi in Italia e i secondi in Europa. Non abbiamo solo l'ambulatorio di Cagliari, ma anche quello di Isili. Ultimissima cosa prima di introdurre il professor Parlanti. Quando lei ha il primo colloquio con il paziente che soffre, qual è il consiglio che dà?
Allora è molto importante l'esame clinico, l'esame obiettivo. Difficilmente io richiedo subito risonanze, TAC, solo quando non risponde alla terapia. Quindi per me è importantissimo l'esame clinico. Il paziente viene subito trattato, non è che fissiamo un altro appuntamento per rivederlo per il trattamento. Da noi il motto è tutto subito in fretta. Il paziente lo prendiamo in carico, fissiamo noi gli appuntamenti, quindi non ha necessità di andare dal medico di famiglia per ulteriori prescrizioni, facciamo tutto noi. E adesso parliamo con uno dei massimi esponenti in Italia del lavoro e dell'impegno sulla terapia del dolore. Piero Barbanti, che a Cagliari ha presentato quello che è riuscito a conoscere, a studiare, a praticare in 35 anni di attività contro il dolore. E come ho scritto in un saggio che ho pubblicato 1 anno e mezzo fa, il dolore della testa in particolare è come il personaggio in cerca d'autore di Pirandello. Ci sono questi pazienti che con un nomadismo sanitario girano per le regioni, girano per l'Italia alla ricerca di una persona che si metta nei loro panni e provi ciò che loro non riescono a dimostrare. Beh, intanto il dolore, io sono un neurologo, è una malattia mortale. La parola è forte, però in realtà uccide completamente i tuoi progetti di vita. I soggetti scelgono di fare nella vita quello che il dolore lascia fare loro. Quindi non è una vita fatta a metà, è una vita letteralmente amputata. Io mi interesso in particolare del dolore della testa. E l'altra sfida è che è un dolore che apparentemente non ha un motivo di esistere, quindi non è creduto. E quindi il paziente spesso neanche lo racconta. Nel corso del convegno è emerso un dato preoccupante. Dal 2013 a oggi è aumentato annualmente del 50% il numero delle persone che soffrono. Sì, c'è da dire che noi abbiamo nel corso degli anni sviluppato una malattia che è la malattia ipocinetica. Noi ci muoviamo poco e se è vero che i nostri nonni erano pieni di dolori da eccesso di fatica, noi sempre più abbiamo adesso dolori legati alla inattività e come tutte le macchine, la macchina del corpo umano ha bisogno di essere mossa perché non faccia ruggini e quindi l'apparato osteomuscolare, l'apparato scheletrico hanno bisogno di una progressiva attivazione. E poi non dimentichiamo che i proverbi hanno sempre una ragione di esistere. Nervi a fior di pelle. Le tensioni psicologiche, le tensioni esistenziali, queste drammatiche vicende dell'economia, della pandemia, delle guerre, aumentano i livelli di stress. E alcune malattie fortemente correlate allo stress, pensiamo alla fibromialgia che ancora una vera identità non ce l'ha, sono in netto aumento. Quindi stress, tensione, ipoattività e a volte pratiche anche di ordine sportivo, poco logiche, sono la base dell'incremento del dolore. Obiettivi del dolore, la testa e la schiena? Il massimo come percentuale? Il mal di schiena è la prima causa di anni vissuti con disabilità, anche perché noi tendiamo a pensare al dolore alla colica renale, quel dolore che ti può durare 1 ora, 2 ore, finché non arrivi al pronto soccorso. Ma come dicevano gli antichi, è la goccia che scava la pietra e il vivere col dolore della bassa schiena, il low back pain, è un qualcosa di estremamente lacerante. Pensiamo solo all'effetto che il dolore ha sulle nostre capacità cognitive. È una forma di società a delinquere, rapina parte delle tue energie che devono essere destinate a questo. E poi una cosa. Il cervello scrive il dolore molto più facilmente nella memoria delle gioie. Perché? Perché finalisticamente ti dice attenzione, quella cosa fa male, non cadere in tentazione. Ma la maggior parte dei dolori che noi abbiamo oggi sono dolori sine materia. Pensiamo alla fibromialgia, pensiamo alle cefalee. E quindi c'è l'inganno e la beffa. Un dolore forte, ma un dolore forte scritto, indelebile, che rimane nella tua memoria e che ti condiziona anche i giorni in cui tu non hai il dolore.
pensando domani potrebbe essere il giorno del nuovo attacco. Nel suo percorso, 35 anni di lavoro in questo settore, quanti passi avanti abbiamo fatto per contrastare il dolore? Noi abbiamo fatto un viaggio sulla Luna con la legge del dolore, che è una legge di circa 10 anni fa, nella quale si è stabilito il dolore è una malattia, il dolore non è un sintomo, devi segnalarlo, devi trattarlo sempre. Lamentarsi per il dolore non è roba da femminucce, ma è una malattia ed è un dovere. Il secondo salto in avanti enorme è stato grazie alle tecniche e grazie ai farmaci. E quindi possiamo ben dire oggi che il problema forse è diventato più stabilire qual è il percorso che deve fare il paziente con il dolore per giungere alla sua soluzione, che è la domanda migliorerò, perché obiettivamente si può migliorare nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi i famosi percorsi organizzativi di cui si è parlato anche oggi nel convegno e il ruolo dei centri del dolore per evitare lunghe attese e false strade. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E in circolo un'emozione, anche l'ultimo cappellano stasera saprà nel suo limite hollywoodiano. Un evento culturale tra musica, canzoni ed enogastronomia. Si è svolto nella serata di ieri a Poggio dei Pini, presso il Centro Studi della Cultura Enogastronomica di Epule. Il pubblico ha potuto assistere e ammirare l'abilità del pluripremiato Adriano Cossu, maestro intagliatore, punto di riferimento nel panorama dell'intaglio degli alimenti, che si è esibito creando sue opere su alcune forme di pecorino romano.
Inoltre, durante l'evento, il pubblico ha potuto degustare le pietanze preparate dalle sapienti mani di Laura Casula, chef de cuisine, nota anche al pubblico televisivo nazionale per le sue partecipazioni nei programmi di cucina. Infine, l'artista Piero Marras ha incantato il pubblico col suo concerto Decanter, musica dei vitigni del cuore. Sta buona così, come l'età, ruffiana delle mie sere, a dirla come un poeta, peccato che non possa bere. Anche l'ultimo. Siamo ritornati a Poggio dei Pini a trovare l'Accademia Enogastronomica Internazionale, perché l'evento questa volta ha anche caratteristiche musicali, il numero 1 in Sardegna. E direi il numero 1, Piero Marras, un grande amico che ci ha voluto fare questo bellissimo regalo di essere qui stasera con noi e che quindi farà un concerto dedicato appositamente per Epule che si chiama Decanter, musica dei vitigni del cuore. Comunque gli eventi non mancano. No, gli eventi non mancano. Dicevano che il vostro obiettivo di centrare il campionato mondiale del Vermentino. Sì, quello c'è. È una garanzia. È una garanzia, io purtroppo non ci sarò perché ho dovuto disdire, perché un cambio di date per via del clima mi troverò in Guadalupe per il concorso mondiale degli spiriti. L'unico sardo è uno dei pochi 100. Spiriti alcolici. Sì. Come è data l'idea di questo evento con Piero Marras? Ma è nata dall'amicizia, è venuto a trovarmi e ha detto: dai Angelo, che bellino, facciamo qualcosa. Non poteva nascere che da un amico che ha la stessa passione del vino che ho io. Lui è un grandissimo artista che nelle sue canzoni la parte musicale del vino ne parla, se tu ti ricordi Biniche de Boudouzo. E poi c'è tanta passione veramente dell'enogastronomia in Piero, quindi ci incontriamo, si mangia assieme, è un piacere, quindi lui ci ha voluto fare questo grande regalo. Per contorno un intagliatore di formaggi. Vice campione del mondo nei mondiali, vice campione del mondo negli Olimpiadi, che poi vengono chiamate medaglie d'argento, campione assoluto italiano. Scelto per la serata una chef d'eccezione. Abbiamo scelto una chef d'eccezione che è Laura Casula. Laura è conosciuta al pubblico televisivo perché ha partecipato per Sky con Borghese alla trasmissione Cuochi d'Italia, arrivando seconda assoluta per un punto di differenza. Veramente molto brava, lei ha il ristorante appunto a Gonnesa da tantissimi anni, Pietra del Sol, e Laura è una nostra cara amica e in questo caso tutti gli amici che credono in Epule ci danno una mano. Sì, esatto. Il mio lavoro è nato praticamente in casa sotto certi aspetti, perché io vengo da una famiglia agropastorale, i miei genitori l'azienda agricola, i miei fratelli hanno iniziato con un agriturismo, io facevo il geometra, anche abilitata alla libera professione, lavoravo abbastanza bene come professione, però avevo sempre avuto la passione per la cucina, perché comunque sia anche in famiglia, sai, tra spuntini vari e cose varie, minimo erano 50-60 persone gli invitati, perché comunque sia nel mondo agropastorale queste cose accadono, soprattutto nei vari eventi, le tosature. Però ero molto curiosa, mia mamma non mi lasciava, lei lavorava la pasta fresca, io volevo lavorare, lei niente, che la disturbavo perché aveva sempre una donna molto impegnata. E piano piano, quando i miei fratelli hanno aperto l'agriturismo, sono entrata di sott'occhio e ad ogni occasione che qualcuno non veniva io ero sempre lì a cercare di aiutare nella cucina, e poi ho deciso di chiamare un bravissimo chef e di aprirmi un'attività tutta mia, non agriturismo ma ristorante. Perché? Perché io vengo dal territorio del mare, sono a Gonnesa, nella sud-occidentale, quindi sai, zona di Tonno, Gambero Rosso, queste cose qua, e la mia passione per il mare è sempre stata molto forte, però senza disdegnare le mie origini, comunque sia, noi siamo del Nuorese, originari di Desilo, quindi giustamente formaggi, salumi, porcini, questa roba qua. E la mia cucina infatti non è una semplice cucina di sola terra o di solo mare, si fanno tutti e due entrambi, soprattutto con le paste fresche lavorate a mano, ma quasi tutti i piatti li finalizzo con un terramare. Infatti oggi come preparazione
ho deciso, visto la stagionalità, di fare una pasta approfittando dei carciofi. Questo non è più il carciofo spinoso, ma è un carciofo morello, però molto buono perché sono piccolini. Abbiamo deciso di fare questa pasta con carciofo e riccio. Questo è l'abbinamento che si porta. E poi un rispetto per il pecorino romano, che dicono romano ma è sardo, giustamente. Faremo anche una bella cacio e pepe col formaggio sardo, il pecorino romano. Ascolti, un'altra domanda. Lei ha partecipato a una gara di cucina con lo chef Alessandro Borghese. Ci vuole raccontare la sua esperienza? La mia esperienza è stata, allora io faccio praticamente, oltre a questo lavoro, ho una grande passione per i grandi lievitati. Ed ero a un corso, ho organizzato un corso per il maestro Morandin ed stavamo facendo questo corso e mi arriva questa chiamata che neanche io mi chiama questa tipa e mi ha detto: ascolti, sono di un programma. E io no, ma guardi, gli ho detto adesso sto lavorando, mi dispiace, se mi vuole richiamare mi richiami. Sono stata anche abbastanza brusca perché non ho molto tempo da perdere. Questa qui mi ha chiamato l'indomani mattina e mi ha detto: ascolti, l'abbiamo scelta perché abbiamo fatto in genere fanno i provini, invece questi qui mi hanno chiamato perché stavano cercando una donna sarda, cuoca, che però fosse a 360 gradi, quindi dal pane a qualsiasi cosa. E mi ha detto: vuole partecipare ad un programma? Ho detto: bah, la solita bazzefola che si fa. Comunque mi hanno scelto, sono andata, nel giro di una settimana ero a Milano a fare un provino, oltretutto mi hanno chiamato loro per fare questo provino e sono passata immediatamente, diciamo, a questa cosa. È stata una bellissima esperienza. Non ho concluso il programma, comunque sia, perché ho fatto un pareggio con un laziale che oggi lo sfido con la cacio e pepe, no scherzo, ho fatto un pareggio con questo laziale, però è nata una bella amicizia con Gennaro, tant'è che sono stata anche da lui al Bicoequense, abbiamo fatto, diciamo, più o meno uno scambio culturale del suo, mi ha proprio cercato lui, mi ha invitato ad andare nella sua Torre del Saracino, lui ha uno Star Michelin 2 stelle. È stata una bellissima esperienza ed è nata anche un'amicizia. Tutti nuovi progetti? Quello che vorrei fare è praticamente fare i miei corsi per il pane, corsi di grandi lievitati, perché faccio i panettoni, le colombe, però faccio dei panettoni e le colombe col metodo giustamente del vero panettone, delle vere colombe, che sono 3 giorni di lavoro di attesa per il grande lievitato e anche di duro lavoro, ma io faccio anche i canditi. I miei canditi sono la pompia, che è un frutto autoctono sardo che cresce a Siniscola, però mi ha insegnato il mio maestro Morandin a candirla e la candisco già da diversissimi anni. E poi ne faccio un altro con pera camusina e cioccolata, e poi ne faccio un altro che quest'anno ci sarà una variante al Natale, ma lo farò ad agosto, farò quello con i fichi neri. È una cosa che mi piace molto. Mi piacerebbe trasmettere quest'arte, questa disciplina, ma soprattutto anche nelle paste, la lavorazione della pasta e l'utilizzo della semmola sarda, perché per fare, sai, culurgiones, le seadas, la lavorazione dei formaggi, tutte queste robettine, l'urighitas, anche se noi non le possiamo certificare, però possiamo insegnare a farle. I ravioli, insomma i vari ripieni, le paste colorate con il nero di seppia, con le bietole selvatiche, con questa roba qua, con vari ripieni. Mi piacerebbe fare questo. Cosa importante è conoscere innanzitutto prima la materia prima, conoscere gli abbinamenti, gli equilibri, i sapori, conoscere gli oli, conoscere anche l'abbinamento di un vino e queste cose. Per me la prima fase è quella, proprio partire dai piatti, la pulizia e queste cose qua. E poi andare veramente e dire: oggi posso essere uno chef gourmet o un cuoco gourmet. Io amo la parola cuoca, mi chiamano chef ma sono una cuoca. Partendo comunque dalle tradizioni. Partendo dalle tradizioni e soprattutto rispettando il territorio, questo è fondamentale, anche se purtroppo per la richiesta e per la poca economia che abbiamo soprattutto nella mia costa, purtroppo abbiamo presente anche il gambero argentino che i clienti continuano a chiedermi, io non vorrei mai cucinarlo, però lo devo fare. Ma soprattutto usare il prodotto dell'orto, usare la carne di campagna, queste cose qua è molto importante. E poi la Sardegna c'ha tutto, che cosa gli manca? Ed eccoci con Adriano Cossu che insieme agli altri grandi protagonisti dell'evento realizzato da Angelo Concas ha portato una novità,
da buon vice campione del mondo a Stoccarda, proprio nel momento più difficile, quando c'era il lockdown, quando c'erano grandi problemi in tutto il mondo. Sì, ancora si sapeva, però eravamo troppo convinti che a noi non ci toccava, invece. Mi racconti la sua storia, Cossu. Allora, lei da dove inizia questo percorso in una specialità che io fino ad oggi, le garantisco, non avevo conosciuto? Si tratta di intaglio di vegetali, intaglio di vegetali, che è una cosa veramente bella, meravigliosa, soprattutto nei buffet. Io più che intaglio mi sto dedicando alla personalizzazione dei buffet, quindi ritrattistica, il tuo logo, il logo del tuo locale. Ecco, ma quando nasce l'idea? Quanti anni fa? Ma più o meno 6 o 7 anni fa, una cosa del genere. Ecco, fino ad allora di che cosa si occupava? Pizzaiolo, però non c'è molto lavoro, mi dispiace che non pagano. Ok, invece in questo caso è stata una svolta nella sua vita? Una svolta, mi sono reinventato e niente, ho raggiunto dei traguardi e sto lavorando bene. Mentre Antonio Carta ci fa vedere il suo lavoro, quanto tempo ci mette per prendere una forma di pecorino, mettiamo 3-4 kg, in quanto tempo la realizzi? Dipende dal soggetto, alle volte 2 giorni, 3 giorni, alle volte una settimana, dipende sempre dal tema che ho per scolpire. Qual è stato il suo maestro? Io. Ma e i disegni, come nai? Queste idee, la grafica? È mia, tutto mio. Non sono mai andato a fare un corso, adesso li faccio, i corsi agli altri, però no, tutto... Adesso fai i corsi agli altri, ma c'è stato un momento in cui io faccio dei fiorellini, faccio delle spighe, come nascono queste idee? No, più che altro guardando, rubando con gli occhi, i social ci aiutano molto, quindi maestri posso nominarne tantissimi, però uno che mi abbia seguito no, io da solo. Piero Marras, abbiamo seguito il tuo concerto, com'è nata questa idea di abbinare il buon vino, la buona gastronomia con la musica? Ma è nata in maniera, direi, molto naturale, anche perché io ho sempre avuto un rapporto col vino che è stato sempre, insomma, molto vero, molto, come dire, cercato, anche perché io mi ricordo il primo periodo, io non ho mai usato altri additivi se non quelli della terra, insomma, no? È un bel bicchiere di vino, mi aiutava molto a scrivere i testi, mi disinibiva completamente, cioè ti libera molto. Il vino è un prodotto identitario, ma è qualcosa che riesce a invadere tutto di te, non solo il gusto, l'olfatto, ma tramite la musica anche l'udito, per cui quando parli di armonia si parla di vino in musica, e quindi musica da bere, vino da ascoltare, insomma. Il cronista è un provocatore. Sì, provocami. No, ti volevo dire che la Comunità Europea a un certo punto ha deciso che sulle bottiglie di vino italiane, francesi e spagnole doveva esserci una dicitura come quella dei pacchetti delle sigarette. Cosa ne pensi? Poi è saltato tutto. Che è una grande stronzata, perché insomma non puoi assimilare, sì, con un eufemismo, come sì. Ma insomma mi sembra che sia una grande differenza tra i danni che può provocare una sigaretta, il fumo e il vino bevuto con moderazione. Ecco, questo è il discorso, che bisogna espandere una cultura del vino, cioè saper bere, perché se no diventa come tutti gli alcolici pericoloso, insomma. Ma mi sembra che poi siamo in una terra che ha abbondantemente dimostrato che ha la cultura del vino e la cultura della terra, sono due cose. Anche sotto il profilo della salute, il Canonau porta i centenari, nelle zone del Canonau sono tutti centenari. Ma io sfido chiunque a dire che un buon bicchiere di vino a tavola non fa bene, insomma. Mio padre me l'ha insegnato, io continuo questa tradizione anche con le mie figlie, insomma, nel senso, ti ripeto, bisogna avere una cultura del vino e poi bisogna saper
centellinale il vino, perché un vino non va bevuto come un bicchiere d'acqua, il vino va ascoltato, capito? Quindi quando lo impari questo... Ha la sua musica il vino. Certo, infatti il vino è musica, è poesia, insomma, è senza troppa retorica, ma io ci trovo nel vino l'unico elemento che mi lega veramente alla terra, perché trasforma la terra in odori, sapori, colori, e tu questi li prendi, insomma, e poi qui il vino lo sappiamo fare adesso finalmente, insomma. Preferisci il rosso o il bianco? In generale il rosso, c'era il buon Mario Melis che diceva il bianco non è vino, me lo ricordo ancora, perché anche lui amava, insomma, era un bel bicchiere. Una bella no, preferisco il rosso perché il rosso secondo me, oddio, non disdegno anche il bianco d'estate chiaramente, però il rosso mi ricorda Nuoro, la mia terra, la Barbagia, insomma. E siamo alle conclusioni che affidiamo a una leggenda della vitivinicoltura sarda, Antonello Pilloni, presidente da quasi 50 anni, da quasi mezzo secolo, questo è un record assoluto imbattibile, della cantina di Sant'Adi. Come sono stati, come sono volati questi anni? Sì, ecco, quegli anni erano gli anni che la regione sarda aveva impiantato solo monica, tanta monica che non riusciva più ad avere un mercato sufficientemente retribuito e quindi non poteva assolutamente andare avanti. E allora noi abbiamo pensato, io alla fine ho accettato di diventare presidente, il 16 luglio, ripeto, sono stato eletto presidente, il 28 di luglio dello stesso mese, dello stesso anno, il 1976, abbiamo con la Camera di Commercio di Cagliari, l'Union Camere, 8 cantine, della quale ho il ricordo. Abbiamo iniziato noi, il professor Scioni per la cantina di Doglianova, era presidente, il dottor Miglior per la cantina di Ierzu, l'onorevole Casu, Gian Giorgio Casu per la cantina di Berchida, poi Contini per la cantina della Vernaccia di Oristano, e lì erano 2 perché c'era anche la cantina sociale, Commendator Sias, e poi c'era Mogoro, e quindi siamo a 8 che abbiamo iniziato a fare questo lavoro. Il lavoro era semplice, prima di tutto il vermentino, che allora era solo vermentino di Galura, e non volevano consentire che nascesse la denominazione Sardegna, cosa che invece in un incontro con l'onorevole Caso riuscimmo a risolvere la questione. Andai io a Berchida e quindi lui mi volle vicepresidente, e nell'anno successivo mi dice ho pensato che tu andavi bene come vicepresidente per diventare presidente, da oggi fai il presidente perché io non lo faccio più. E quindi è stata questa cosa che piano piano ci ha portato a fare il vermentino con la denominazione Sardegna, a iniziare a fare buoni vini, a portarle in una trattativa che avevo fatto con le ferrovie dello Stato per i treni internazionali con la Svizzera, con la Germania, eccetera. Preso un paio di signorine che avevamo poi istruito e che andavano vagone per vagone, non solo nei vagoni che erano vagoni ristoranti, ma in tutti i vagoni col calicetto del vino, con la figura della Sardegna dentro il sole, e facevano assaggiare la promozione. Abbiamo fatto una grande promozione che ha avuto fortuna nello scorrere del tempo, e la Sardegna è uscita, ha rimesso a dimora, oltre a qualche vigneto di carattere internazionale, ma i vigneti che storicamente erano della Sardegna. Questo è quello che siamo
siamo riusciti a fare. E lo abbiamo fatto bene, con grande considerazione. Poi è nata la storia, ecco, mi hanno fatto presidente nel 1980 delle cantine sociali. E lì, in quella circostanza, era perché si voleva fare dei vini che fossero un po' di cantine diverse assemblate. E io pensavo a tante cantine che potevano essere fatte per produrre il loro singolo vino e che fosse una cosa di qualità elevata. Ecco, Sant'Adi è riuscita a camminare in questo senso, qualche altra. Molti invece delle 27 cantine di allora sono morti. E questa non è stata una cosa certamente buona. Ultimissima cosa, sì. La qualità media del vino prodotto dalle oltre 100 cantine sarde, oggi com'è? Ma io dico che oggi è elevato, tanto è vero, ecco, che se guardiamo le degustazioni che sono state fatte a Bruxelles, adesso l'altra settimana, la Sardegna ha il numero di medaglie d'oro più elevato.